a rimpinzare. Dopo vengo a dare una mano, a sparecchiare, a mettere le seggiole. Grazie Matteo. E i veneti ricevono Zaia. Garantire altri 5 anni in modo bello. Dai. Preoccupato da così? No. Ti faccio gli auguri, ma no. Matteo! Grazie e grazie ai sindaci che in questo momento fanno più volontariato che politica, visti i soldi che mette a disposizione dello Stato italiano. Io sono contento perché girare la provincia di Treviso significa incontrare gente vera. L'ho visto stamattina con gli alpini, con i volontari, con gli insegnanti, con i vigili del fuoco. E questa è la politica bella, perché poi stamattina a Fonte incontri la signora che mi fa: Salvini, voi mi raccomando, avanti così, non ho mai votato Lega, però la prossima volta vi voto, state educati, le chiedo solo una cortesia, se per caso dovesse incontrare la signora Fornero le dia un calcio da parte mia. E quindi noi siamo non violenti, siamo pacifici, però devo dire che io ogni giorno incontro alcune centinaia di persone rovinate da una legge infame proposta da un ministro infame e però votata. Se la signora Moretti dovesse passare da Vidor e dire faremo, diremo, chiedetele perché il suo partito ha votato una legge infame come la legge Fornero, che ha tolto lavoro, pensione e anni di vita a milioni di italiani e a migliaia di veneti. E su questo io vi posso dare l'impegno mio di segretario della Lega, che fosse l'ultima cosa che facciamo, noi non ci alziamo dal Parlamento fino a che non sarà cambiata, cancellata e superata sta schifezza di legge Fornero. Questo è l'impegno che vi prendo, perché è una legge sbagliata. Perché è una legge. Ma come è sbagliato mandare in Veneto altri 2000 immigrati che poi dalle prefetture vengono smistate sul territorio? Io chiedo un impegno ai sindaci della Lega, se quando vi chiamerà il prefetto dicendo va che a Vidor, va che a Conegliano, va che qui, va che là, devi accogliere, devi trovare una casa per pagare colazione, pranzo e cena a 20 immigrati, il sindaco della Lega risponde con una pernacchia e dice: qua non c'è posto, qua abbiamo già dato, a Vidor c'è posto per i veneti in difficoltà, non per gli immigrati che sbarcano a Lampedusa. Per questa gente c'è posto in qualche comune di sinistra. Ecco, a sinistra sono buoni coi soldi degli altri, quindi vadano in qualche comune, vadano a Treviso, che da quando ha vinto la sinistra è diventato un circo più che una città, vadano a Vicenza, prendano la Gondola e vadano a Venezia, insomma è pieno di comuni amministrati dalla sinistra. Questa è la cattiva. Io sono contento perché in questi 3 giorni abbiamo incontrato con Luca Zaia migliaia di persone, però fuori dai palazzi. Abbiamo incontrato i bimbi, le maestre, i volontari a Campo San Martino, nel Padovano. Abbiamo incontrato i cittadini a Monselice. Siamo andati in piazza a Vicenza ieri, un bellissimo pomeriggio, per chiedere sicurezza insieme a qualcuno che per lo Stato italiano è una persona pericolosa da indagare e processare. Per me è una persona per bene, che è Graziano Stacchio, il benzinaio che non si è voltato dall'altra parte e ha rischiato la sua vita per difendere la vita di qualcun altro. Poi siamo andati in montagna a Cosina perché il governo Renzi Alfano Moretti odia la montagna e l'IMU sui terreni agricoli di montagna e il raddoppio dell'IVA sul pellet da
sono state delle bellissime giornate. Stamattina a Castelfranco Veneto dovevamo fermarci mezz'oretta, non riuscivamo più ad andare via perché c'era la fila di persone, perfino 3 suore sono rimaste lì a darci la mano, quindi se abbiamo anche il sostegno delle suore è un buon segno. E poi siamo andati a Fonte alla festa dei fiori, anche lì doveva essere un passaggio veloce, anche lì c'erano i produttori di miele, i produttori di formaggio, i floricoltori, gli alpini. Io per venire qua sono passato, è la prima volta che vi do, sono passato sul ponte e c'è un cartello che mi piacerebbe che tanti politici a Roma rivedessero, poi gli faccio la foto, quando torno indietro la metto su Facebook e su Twitter. Fiume Piave, fiume sacro per la patria. Perché? Voi dite perché? Perché il 24 maggio del 1915 qualcuno decise che quello era il confine e quindi da lì non passava lo straniero. Oggi non solo lo straniero passa, ma lo andiamo a prendere a casa sua. E quindi io metterei Renzi, Galzano, Le Moretti in canoa sul Piave fino a che non capiscono che i confini ci sono perché vanno difesi e la Marina Militare serve a respingere chi entra a casa tua, non andare a prendere chi entra a casa tua, perché altrimenti ci arrendiamo all'Austria, ci arrendiamo al Tirolo, magari per il Veneto è anche meglio, perché se uno deve dipendere da qualcuno è meglio dipendere da Vienna che non dipendere da Roma, giusto per affinità, ma io sono convinto che noi non dobbiamo dipendere da nessuno. Il Veneto sia libero di scegliere, come la Lombardia, ma come il Salento, come la Sardegna, i popoli devono scegliere. Se il governo è giusto, ti chiede tasse giuste per darti dei servizi giusti, l'accordo sta in piedi. Se il governo è ladro, ti estorce 20 miliardi all'anno e in cambio ti manda migliaia di immigrati, c'è qualcosa che non va. Quindi se il 31 maggio Luca Zaia vince col 51% dei voti, il referendum per il Veneto si fa in cabina elettorale il 31 di maggio. Non c'è bisogno di altre cose. Dipende, no, ma la Moretti per me è una birra, per me la Moretti è buona da bere, per il resto non...
qualcuno in più di altri esseri umani, però ritengo di avere un minimo di buonsenso e di concretezza. E quindi in un momento di crisi economica, in cui in Veneto ci sono 200.000 persone disoccupate, io immagino che ci sia sotto questo tetto qualcuno che da qualche settimana, da qualche mese, da qualche anno non trova lavoro e ha mandato centinaia di curriculum e si sente dire: no, sei troppo vecchio, no, sei troppo giovane, no, sei troppo brutto, no, sei troppo laureato, no, tu no, perché tanto c'è qualcuno che si accontenta di 4 euro lordi all'ora, magari in nero, no. E io poi quando vado in televisione sento qualche fenomeno di sinistra che dice: fortuna che ci sono gli immigrati perché gli italiani non vogliono più fare certi lavori. Io li manderei a guardare i curriculum che arrivano dalle aziende, perché a me arrivano ogni giorno almeno 100 curriculum di persone che farebbero qualsiasi tipo di lavoro, però il lavoro regolarmente pagato, perché 3 euro all'ora è schiavismo, non è lavoro. E se noi portiamo qua migliaia di persone che si accontentano di 3 euro all'ora, che futuro garantisce di quei figli? Un futuro a 3 euro all'ora? No, io un bimbo di 11 anni non voglio che si senta dire o così, oppure dietro c'è la fila di immigrati che si accontentano di meno rispetto a te. Quindi mi auguro che questo comune, dove spero di tornare, abbia un sindaco all'altezza. Non so chi saranno i tuoi concorrenti, ma sicuramente sono più brutti di te. E quindi e poi basta, e poi siccome si vota il 31 maggio, vi chiedo solo in questi 2 mesi di tempo di bussare i campanelli di chi conoscete. È inutile cercare di far cambiare idea a quelli che votano a sinistra, perché io voto a sinistra perché mio nonno era partigiano. A parte il fatto che tuo nonno partigiano, se sapesse che adesso voti per la Moretti, torna fuori dalla tomba e ti fa un mazzo così, perché sicuramente non è la sinistra delle fabbriche degli operai questa è la sinistra delle banche, quindi il nonno partigiano oggi si arrabbierebbe se sapesse per che cosa ha combattuto. Però andiamo, vi chiedo solo la cortesia di andare a parlare con quelli che non hanno deciso, con quelli che io non voto, con quelli che sì, Zai ha ragione, però tanto ha già vinto, la Lega ha ragione, però tanto non si cambia niente. Sì, è vero, sugli immigrati avete ragione, sull'euro avete ragione, sull'Europa avete ragione, sulla giustizia che non funziona avete ragione, sulla legge Fornero avete ragione, sulla difesa dell'agricoltura avete ragione, però non voto. E parla via i chat, se dice ho ragione su tutto e poi non perdi neanche i 10 minuti di tempo. Si gioca il futuro dei vostri figli il 31 maggio. Per il comune sì, ma per la regione Veneto, perché la regione significa scuole, strade, ospedali, agricoltura, pesca, commercio e identità. Perché quello che più mi preoccupa di una certa sinistra è che vuole cancellare le identità, le diversità. Vogliono tutti uguali, tutti a fare le stesse cose. E poi al primo islamico che arriva che dice no, la soppressa no, via la soppressa perché si offendono. E no, il crocifisso no, via il crocifisso no perché si offendono. E poi per essere dialoganti la mamma non si chiama più mamma, il papà non è più il papà, ma sono il genitore 1 e il genitore 2. La mamma è la mamma e il papà è il papà, appunto. E il bambino viene adottato dalla mamma e dal papà. E il figlio viene al mondo se si trova un uomo e una donna. Perché con tutta la buona volontà, 2 uomini o 2 donne, il bimbo non riescono a tirarlo insieme. A meno che a Midoro non ci siano pozioni magiche o cose strane, però solo il prosecco. Secondo me neanche il prosecco riesce a fare questo, un voto di normalità. Vi ringrazio di solo, un voto di normalità significa anche, e vedo là degli amici dei carabinieri, che chi porta una divisa, questo mi avevano insegnato i miei genitori da piccolo, che chi porta una divisa, perché prende 1.000 euro al mese per difendere i cittadini e per tutelare l'ordine pubblico, chi porta una divisa va rispettato. Fra le guardie ladri noi stiamo con le guardie, sempre comunque noi stiamo con le guardie. L'Italia è pieno di fenomeni che stanno coi ladri, e poverino l'ha fatto perché ha bisogno, e poverino l'ha fatto perché è cresciuto in un contesto difficile, e però è stato condannato a Lucca un
carabiniere a 6 mesi di galera, pena sospesa, ma al risarcimento di 7.000 euro di danni, perché durante l'arresto di un rapinatore, guarda caso immigrato clandestino, ma non lo dico se no sono il solito leghista, quindi facciamo finta che non fosse un immigrato clandestino, durante l'arresto del rapinatore ha usato le maniere forti, il rapinatore è caduto e ha denunciato di essere stato maltrattato. Risultato, il carabiniere dovrebbe risarcire 7.500 euro al rapinatore, secondo il giudice. Io sarò un po' all'antica, io darei 7.500 calci in culo al rapinatore, non 7.500 euro, perché la prossima volta sta un po' più attento. Va a fare l'agricoltore invece di fare il rapinatore, mal fa fatica. Sì, 7.500 calci al rapinatore e se me ne avanza uno anche al giudice, ovviamente, che ci ha messo del suo per... Grazie, e chiudo con l'etichetta che ho visto attaccata in bagno a firma della Proloco e dice: questo è un bagno, non un cesso. Sembra una cosa semplice, però il Veneto, la Lombardia, ma la stessa Italia, se trattata con amore